Buonasera, ben chiatazza a Gnovis. Il virus de Vuarvuele de Simis è stato identificato in campioni di materiale biologico di un uomo di 33 anni di Gurizze, è il primo caso chiatato in Friuli, Vignesi e Giulie. A da notizia è il vicepresidente regione Riccardo Riccardi. L'uomo è stato messo in isolamento, così tanto che si è contatti strenzi. La regione fa sapere che al Dipartimento di Prevenzione delle aziende sanitarie e ai reparti di malattie infettive dal territorio sono stati già inviati le procedure per diagnosi e la prevenzione della diffusione dall'infetto. Il virus si pande con contatto stretto per via inalatoria o per contatto con i fluidi biologici o con le lesioni delle persone sintomatiche. Dai sviluppi di una denunzie per imbroi connettuta e vendite di un autoveicolo tra privati, gli investigatori dal nucleo di polizie economiche e finanziarie di Trieste sono arrivati a ricostruire gli articolati passaggi di una presumuta fraude fiscale in tal settore immobiliare, fatte attraverso falsi fatturazioni per 1 milione di euro, che riguardano la ristrutturazione e rivendite successive a privati di appartamenti Viodù de Mar in un complesso residenziale lussuoso di Jesolo. Le investigazioni di operazione Front Mar hanno portato in davanti a esecuzione di misure cautelari dagli arresti domiciliari verso di un imprenditore triestino con precedenze per imbroi. Pentecostis e 2 di giugno, traffico intenso preveduto a nord-est. Ai passaggi dai turisti che avvengono di là dal confine si zontaranno anche dai pendolars dal mare. Da urdes previsioni, già dal dopo di misdì di Miercus al 1 di giugno, il traffico sarà tanto intenso sull'autostrada A4 in direzione Vignesie. I flussi saranno alciati anche in mattinate di Ioibe ai 2 di giugno, di che i mieci pesanti non potranno circolare de soris 7 ai 22. Vinars ai 3 di giugno e è preveduta la tornata a chiesa dagli autotrasportatori dai paesi dall'est. La giornata più critica sarà sabato ai 4 di giugno, anche arriverà sulla rete autostradale di Autovis Venetis gran parte dai turisti de Austrie e dai pendolari dal mar. Per domenica ai 5 di giugno è preveduta la grande tornata dai vacanciers. Ai chiese circondariali di Udin la capacità è di 80 persone, ma i detenuti sono 140. Anzi, in tutte maniere pesante l'isolamento per via del Covid e hanno la disbisogno di assistenza che vengono garantite di associazioni di volontariato. Sono riflessioni dal garante ai diritti dai detenuti Franco Corleone, intervenuti in sale Aiace a Udin al seminari preson ripartite Costituzione. Vie per convigna è stato per altri siglato un protocollo d'intese tra la direzione delle chiese circondariali, il comune, il garante ai diritti dai detenuti, il centro per istruzione dagli adulti e l'associazione Icaro. Il documento all'integre altre misure di prevenzione e recupero sociale promovuti dal Comune e al previo l'impegno de parti a favorire l'accesso alle pubblicazioni des biblioteche dal territorio. A Udin i veicoli elettrici, ibrido-elettrici con emissioni di anidride carbonica più basse di 60 grammi per chilometro e a metano, potranno continuare ad operare a gratis i parchi rase fino al 30 di giugno dal 2023. Lo ha deciso la Zonte Comunale. Andi Fevele, il sindaco di Udin, Pietro Fontanini. Ho deciso per un anno di non far pagare noi a chi che parcheggiano qui in centro città le macchine elettriche che sono alimentate a metano
e che in lingua inglese si chiamano plug-in, che in pratica sono macchine che fanno circa 50-60 km durante le batterie, l'elettricità. Allora, molto per stadoni a chi che hanno macchine di questo tipo che non inquinano e quindi per avere una qualità dell'aria buona in centro città o di queste agevolazioni. Ho pensato di fare un regalo importante non solo all'ambiente, ma anche che si stanno sempre più orientando dal comprare macchine elettriche che sicuro per una città e sono un modello non inquinante che aiuta a avere un'aria più netta. La dematerializzazione completa de tessere carburants alle un dai progetti futuri di INSIEL. Alle 70 le emergiute in occasione di assemblee ordinarie de partecipate regionali per i servizi informatics che ha approvato il bilancio di esercizi 2021 e ha nominato amministratore unico il presidente di Cumò dal Consiglio di amministrazione Diego Antonutti. Per cerca l'intenti DAZ di esercizi, l'utile arriva a 4,9 milioni di euro, che 240.000 saranno mettuti in bande a riserve legali, intanto che l'importo restante di 4,7 milioni sarà distribuito al soci unico venastai a regione. A son 50 anni dal macializzi di Peteano e ieri la sera dal 31 di maio del 1972 une telefonate anonime e riferiva di un'auto, une Fiat 500, che rivelate di colps a Peteano di Savogne dall'Usinc. Ma ieri une bausie perché appena canvierti il tapone a motore de utilitarie a venire incolpiti di un'esplosione. A morire in così in un attentato dopo ricondotto al terrorismo di destre estreme il brigadiere Antonio Ferraro di 31 anni e i carabinieri Donato Poveromo di 33 anni e Franco Don Giovanni di 23. Con loro arrestare in maniere serie feriti altri due militari, il tenente Angelo Tagliari e il brigadiere Giuseppe Zazzaro. Gli autobus a ripieran a passare per vie Aquilea e vie Glemone a Udin. L'isdo stradis sono la prima certezza perché che all'interno il new plan di circolazione dai niec publics a Udin. L'amministrazione comunale gli da ora valuta la possibilità di creare una circolare in senso orari che partendo da stazione arrivi in Chiavris per dopo tornare alla Iu passando per via Aquilea, Dulà, che vuoi e è stata tornata a pitturare la segnaletica orizzontale, c'è molto che nos sclarissi il vice sindic Loris Michelini. Le pitture sulle strade col colore ecologico che come bisogna usare al dure un anno e mezzo, due. Sul porfido al dure di Manculo ovviamente, quindi via Aquilea l'ave rifatte le segnaletiche orizzontali costin facendo come via Aquilea tra l'altro ha anche al percorso del ciclo pedonale, quindi la FVG1, così chiamate, e quindi vin fatta anche 2 km di Piazza del Pozzo, vin anche rifatte le segnaletiche a tor per poter congiungere le piste ciclabili. All'autobus lì al Passarai, quindi ho vin lasciato come via Glemone anche le fermadis e quindi alle fin dall'anno, quando arriveranno i bus elettrici che saranno 3 più 2, 3 entro le fin dell'anno e 2 nel 2023, o completeranno le circolari, quindi lì faranno passare l'autobus come vi sempre dite e promettuto. Pluio mancul 13.000 anys in daur in un dai ripars des grotis di Pradis intes prealps furlanis in comune di Clauzet, un fru di 11 o forse 12 anni all'ha pierdut un din di lat. Grazie a che il picciul din voi i scienziati hanno capito che il gruppo di chiacchiadors che alla partignive il frutto
si muoveva in maniera stagionale in che zone con un fin preciso, che ha marmotis. A lei il cur de scuvierte pubblicate su Scientific Reports, riviste dal gruppo Nature, che arriva di un gruppo di ricerche guidate Università di Bologna. E alle dut parus gnot, l'appuntamento con Gnovis al torne Vinars, a Snuf mancul vinch. Grazie, buone serate, Mandi.